Pensiero del giorno, mercoledì 7 gennaio. Mettere a tacere l'orgoglio. Gesù ci chiede un amore capace di diventare dialogo, cioè un amore che lungi dal chiudersi orgogliosamente nella nostra individualità, sappia aprirsi a tutti e collaborare con tutte le persone di buona volontà per costruire insieme la pace e l'unità nel mondo. Cerchiamo quindi di aprire gli occhi sui nostri vicini per ammirare il bene che fanno, qualunque siano le loro convinzioni, per sentirci solidali con loro e incoraggiarci a vicenda sulla via della giustizia e dell'amore. Chiara Lubick. Parola di vita. Gennaio 2026. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Lettera ai Cristiani di Efeso, capitolo 4, versetto 4.